Siamo a Rotterdam, in una città stupenda, ma principalmente in un locale stupendo. Siamo con i fratelli Cappellano, con Fabio e Peppe, ma questo locale è tutto di Peppe perché si identifica con lui, col suo estro e con la sua simpatia. Quale si chiama? Osteria Sala Federico. Perché sa? La sala perché prima avevo il negozio, La Vita è Bella, ed era il luogo dove giocava mio figlio. E per trovare il nome di un ristorante l'ho nominato la sala di mio figlio, Sala Federico. Perché la gente viene? Abbiamo visto stasera locale strapieno, so che ogni sera è pieno, perché? Perché facciamo la cucina autentica italiana. Non quelle che li castigo se per esempio tagliano gli spaghetti. Abbiamo visto che insomma tu sei un grande intrattenitore, quindi parliamo della cucina italiana. Cucina italiana, anche se il mio piatto forte riesco a fare la norma, molti italiani vengono per la mia norma, la melanzana di Vittoria, pomodoro di Pacheno, ricotta salata e basta. E poi pasta, vedo che qua il consumo di pasta abbiamo visto tanta pasta. Ma la pasta uso la pasta rustichella d'Abruzzo o quella della Martelli, che sono aziende dove io, grazie a mio fratello, che mi porta nelle aziende italiane, la visitiamo, ci innamoriamo e poi le compriamo. Devi dire perché la gente viene qua, qual è il pezzo forte di questo luogo? Che vieni e sei in Italia, praticamente si mangia cucina italiana autentica e c'è pure l'intrattenimento. C'è mio fratello che cucina e ti porta il piatto a tavola. Ora è arrivato il momento della domanda. Guarda, e la facciamo a tutti e due i fratelli? Dai, La stessa domanda. No, Sì, before we are to ask to Cleo something about this place. I love the place. It's beautiful. I love it. Owner here, he does fantastic. The food is fantastic. Siete arrivati dall'altra parte di un posto lontano, lingue diverse, avete costruito delle cose. Per voi è più potente la volontà o l'immaginazione? Bella nostra domanda. E allora io scelgo l'immaginazione. La stessa risposta mia. Sì, la volontà ce l'ha più lui e io immagino, io sogno, tutta un'immaginazione. E certo, la volontà viene dopo all'immaginazione. For you is powerful the will or imagination? The will. The will. Chiama a loro. Fallo vedere. Very complicated question, so Okay, be very concentrated. For you is powerful the will or imagination? One. Only one. Imagination. Are you sure? What's the name? Yes. Amanda. Okay, Amanda. Allora, are you ready for the Allora, the question Allora. for you is powerful will or imagination? will or imagination. imagination? Will or imagination? Yes. Imagination always. What's your name? Mayo. After this question, your life is going to change. So Forever. be very concentrated. You can know what can happen after. Thank you for this question because I want lei il my. Guarda, For you This is question. powerful will or imagination? Your first impression. Imagination.